Ben ritrovati dalla redazione. Nessuna corrispondenza con i profili genetici degli 11 indagati né di altre persone conosciute, quanto emerge dalla perizia disposta su 10 reperti nell'ambito della nuova inchiesta su Una Bomber, l'attentato che ha terrorizzato il nord-est disseminando ordigni tra il 1994 e il 1996 e tra il 2002 e il 2006. Si tratta di una perizia corposissima, quella elaborata da Gian Pietro Lago, ex comandante del RIS di Parma, ed Elena Pilli, antropologa molecolare forense, che sarà svelata nella sua interezza nei prossimi giorni. L'inchiesta è stata aperta a novembre 2022 dalla Procura di Trieste. Tentato furto a Opicina, un ladro ha forzato la finestra di uno studio professionale al civico 39 di Via Nazionale. Un episodio analogo si è verificato nell'officina del tram che si trova proprio di fronte. Anche lì è stata forzata una finestra situata sul lato posteriore. Molto probabilmente ha agito lo stesso individuo, che forse era accompagnato anche da uno o più complici. È stato il geometra Giovanni Aguccioni a scoprire ieri l'amara sorpresa quando ha aperto la porta dell'ufficio e si è accorto che c'erano dei vetri per terra e gli infissi forzati. Non è stato un buon inizio di settimana. Un operaio di poco più di 20 anni è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere in Costiera a Trieste. Il giovane del 2003, originario di Tolmezzo, lavora per un'impresa del centro montano. Si trovava vicino a un tubo ad alta pressione utilizzato per le colate di cemento quando, per ragioni in corso di accertamento, parte del tubo si sarebbe staccata, andandolo a colpire con violenza al torace. Ancora un furto in abitazione in provincia di Udine. I malviventi irresponsabili questa volta si sono portati via anche le chiavi di un'auto aziendale. È successo tra le 18:30 e le 23 a Gonars, quando la padrona di casa, una donna 1971, è uscita. L'ingresso è avvenuto dal retro della struttura tramite l'effrazione di una finestra. Il bottino sono monili in oro e la citata seconda chiave di una BMW 318 aziendale. Se i primi non sono ancora stati quantificati, è ancora più magro bottino la seconda, capace di avviare un mezzo che i ladri non hanno portato via. È probabile che la proprietaria infatti fosse uscita proprio a bordo dell'auto. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della stazione di Palmanova, che indagano sulla questione. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile sulla fascia alpina, sulla costa venti deboli di brezza. Temperature minime in pianura fra 5 e 8 gradi, sulla costa fra 10 e 13, massime in pianura fra 18 e 21 e sulla costa fra 17 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.